E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il tour nelle scuole di Francesca Albanese proprio non ce lo meritiamo. E si pare che la relatrice poco speciale dell'ONU, assai come dire in difficoltà nel dibattito pubblico, dopo che è emersa una sua lievissima comunanza, diciamo, con certe tesi circolanti nel mondo attorno ad Hamas, pare si stia riciclando come docente speciale, no? Dalla relatrice speciale alla docente speciale che fa il tour nelle scuole. L'iniziativa è voluta da questa rete di insegnanti che si chiama Docenti per Gaza. Già che un gruppo di insegnanti italiani si definisca docenti per Gaza dà l'idea della priorità, no? Rispetto alla missione educativa dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Docenti per Gaza. Comunque che ha appunto organizzato questa serie di incontri dell'Albanese che oggi viene riepilogata con toni giustamente inquietanti e inquietati dal Tempo. Come si legge sul sito di questi docenti per Gaza, la subordinata sarebbe vadano a Gaza a insegnare e insomma, come dire, traggano le conseguenze fisiche dalle loro posizioni ideologiche e si trasferiscano nel paradiso di Hamas. Ma comunque sul sito di costoro si legge che l'Albanese fa parte del progetto Palestina Racconta, che è una serie di eventi dedicati appunto al tema. Si tratta, virgolette, di un ciclo di incontri con un approccio necessariamente decoloniale, e ci mancherebbe che non ci sia un approccio decoloniale come il vestito buono al party della buona società. Alla base di qualunque diciamo evento culturale, pseudoculturale, ci vuole un approccio decoloniale, che vuol dire poi nei fatti anti-occidentale, oicofobo avrebbe detto Sir Roger Scruton, cioè nemico della nostra civiltà. Questo ciclo di incontri, continua il documento, si propone il duplice obiettivo di sensibilizzare gli studenti su cultura e storia della Palestina, superando le narrazioni stereotipate, che immaginiamo siano tipo che purtroppo oggi Gaza sia in mano, la parte residua, diciamo, in mano a costoro, a una banda di belve islamiste che in primis opprime i palestinesi, e di portare la comunità studentesca a confrontarsi con il valore autentico della letteratura come strumento di memoria, identità e, rullo di tamburi, resistenza, perché c'entra sempre la resistenza, giusto per edulcorare il termine e offendere ancora una volta i veri resistenti del vero fascismo. Tra l'altro l'albanese, come ha raccontato il giornale pochi giorni fa, collegata in un convegno dove c'erano leader di Hamas, disse a questi gentiluomini: avete il diritto di resistere. Quindi vedete che tutto torna, perché sì, Francesca Albanese si collegava a convegni con leader di Hamas, come ha documentato appunto il giornale. Partecipava a incontri, dibattiti con leader di Hamas, come ha documentato sempre il Tempo. L'albanese è colei che redarguiva pubblicamente i sindaci, peraltro di sinistra, se si permettevano all'interno di un evento tutto sbilanciato sulle ragioni, diciamo, dei palestinesi, di ricordare gli ostaggi israeliani. L'albanese è quella che straparla di resistenza ogni 2x3. L'albanese è quella che più volte ci ha raccontato che il 7 ottobre non viene dal nulla, che c'è una storia di violenza precedente e quindi nei fatti relativizzando l'accaduto. L'albanese è quella che di fronte all'irruzione degli squadristi pro-Pal nella redazione di un giornale italiano lontanissimo da noi, La Stampa, ha detto che insomma è anche un monito per i giornalisti, cioè un monito l'aggressione squadrista dei suoi amici pro-Pal. L'albanese è colei che ha sostenuto tutte queste posizioni, ma cosa diavolo ha da insegnare ai nostri ragazzi? Per quale motivo, qual è il suo contributo che può portare nelle scuole italiane agli occhi di chiunque abbia una normale adesione al mondo, insomma non i docenti per Gaza.
La ciliegina sulla torta, che aggiunge stortura alla stortura, è che per porre le domande alla relatrice ONU, che parla sempre in videocollegamento, diciamo, come quando si videocollega con Hamas, serve compilare un forum, inserendo preliminarmente i quesiti che si vogliono rivolgere. Cioè, insomma, vengono filtrate le domande all'albanese, c'è la censura nel caso qualche studente voglia fare una domanda scomoda o anche non scomoda, che si basa sulla cronaca, cioè per esempio appunto perché partecipava a eventi con i galantuomini di Hamas. Capite che siamo all'interno della follia. L'albanese guru Madonna Pellegrina Propal nelle scuole italiane, anche no. Grazie a tutti.